mi sembra di volare, che bello quando a te e tu sei qua, sta vita non c'è più, il mondo è un po' più là, se senti un botto la musica col quale si fa ancora non è quella che tu vedi in televisione, che ormai la musica sociale, quella che ci fanno vedere, è a base, esce dai talent show. I talent show non sono programmi di cuore, i concorrenti non vanno per il cuore della musica, vanno per trovare un lavoro nella musica, cioè quello che vorrei, quello che in mente vedono altri cantanti, allora anche loro, ma non sentono la musica. Prima in bianco e nero, oggi qui a colori dentro la TV. Ti ricordi in varietà, grazie a voi riprende vita, buonasera. La prima cosa bella non si scorda mai, fantastico, viva la Rai. Tutti insieme la Cecilia, buona fai mia sorella la terra. Buonasera, la sera la scena qui, lo sogno avrà. Quando ho cominciato tantissimi anni fa, la mia ambizione era quella di suonare nell'orchestra di Gordy Kramer, non di fare i soldi o fare i dischi. Io volevo suonare con Gordy Kramer, con Miles Davis, capito? E nessuno di questi ragazzi intervistato mi dice vorrei un giorno fare un duetto con Sting, nessuno me l'ha detto, o sbaglio. Questo vuol dire che chi affronta adesso la carriera musicale non ha il cuore per la musica, ma è solo il portafoglio. E non sanno, proprio perché giocano sul terreno di business, di affari, che vanno a finire in mano non più di case discografiche che non contano più niente, ma di produzioni televisive che gli succhiano il sangue. Perché tutti questi vincitori di Amici, X Factor, diciamolo chiaramente, tolti da quei programmi lì, te li ricordi tu? No. Che canzone hanno fatto? Non lo sappiamo. Loro vivono perché stanno. La settimana, 9 ore al giorno in televisione, non più magari analogica, ma vanno in download, vanno in rete. Ma se tu togli quando dormono, te li fa vedere anche quando dormono, sanno litigare, cosa ti rimane in testa di quel cantante lì? A noi piaceva suonare blues, jazz, si andava giù nei locali, qua avanti c'era il famoso capolinea, dove quando non avevi soldi andavi lì per un piatto di maccheroni, però dici posso suonare 3 brani jazz e ti piacevano suonare, però dovevi essere anche bravo, dovevi studiare, cioè non è come adesso che pretendono di passare perché a casa la famiglia ha detto sei bravo, tu canti bene, ma quando io canto e vediamo come gli sei il bambino, la bambina poverina, la grassoccia che canta Caruso, che mi vergognavo io se ero
studiate normalmente sempre al liceo, fate le vostre facoltà. 2. Imparate, studiate bene lo strumento, cercate di socializzare fra musicisti. Oggi i musicisti sono da soli, non socializzano. Non so se te ne sei accorto, ma ognuno sta a casa sua, capito? E poi tramite computer scrivono la musica senza esperienze. I ragazzi oggi, i musicisti attuali, non hanno swing, non hanno ritmo, non sanno fare rock, lo fanno alla maniera di, ma non sono capaci, non ti danno quella carica, quella spinta da sotto, di pancia, come si dice, capito? E allora dico ai ragazzi, dovete cercare queste cose, uscire, andare nei locali, non avere paura del confronto con altri colleghi, con altri ragazzi che suonano. È l'unico modo per avere un po' di esperienza. Un saluto a Total Freemax. Su Facebook, sui Twitter, cioè per capirli i politici con il coglionimento che hanno, invece purtroppo musicalmente siamo un po' in ritardo su questo, cioè usiamo la rete solo per farci vedere, non per conquistare i nuovi, non dico mercati, ma i nuovi fans alle nostre. Quindi benvenuto a Total Freemax. Come siamo, chissà chi lo sa. Ti ricordi? Maestro, ma lei se lo ricorda? Te lo ricordi? Ma mi devi rispondere cosa? Cosa ti ricordi? Oh, mica l'abbiamo provato 80 volte. Il fa